Nuovo allarme nella frazione di Cozzuolo, dove una frana a causa delle forti piogge che hanno interessato il territorio è precipitata in via Val dei Fiori. Si tratta di un'ingente quantità di terreno, circa 200 metri quadrati, proveniente dalla zona dove erano stati effettuati degli sbancamenti per fare posto a un vigneto. Ora la strada è di nuovo agibile, ma una decina di famiglie sono preoccupate per le frane che negli ultimi anni hanno reso la situazione particolarmente critica, in quanto la valle in cui si trova la frazione mostra da tempo la sua grande fragilità idrogeologica. Già nel 2018 infatti si erano verificati dei fenomeni di dissesto. Il comune di Vittorio Veneto, di cui Cozzuolo fa parte, è intervenuto altre volte per la messa in sicurezza della zona, ma essendo la strada di proprietà privata, specifica l'assessore ai lavori pubblici, l'amministrazione non può prendersi l'onere delle spese di messa in sicurezza nella sua totalità. È il terzo intervento che facciamo su quella frana. È un problema di privati più che del comune. Noi faremo la nostra parte. Convocherò i proprietari dei terreni, il proprietario dove c'è la frana, a trovare una soluzione. Al momento la strada è libera, ma le previsioni meteo per i prossimi giorni non fanno ben sperare. Sono attese altre precipitazioni che potrebbero aggravare la situazione e causare ulteriori frane. Ci sono 11 frane in Val di Fiori, perché tutta l'area del quartiere di Val di Fiori c'è una predisposizione alle frane. Il comune di Vittorio Veneto ha recentemente ottenuto un contributo PNRR da oltre 700.000 euro proprio per intervenire sulla prevenzione delle frane. Ci si augura che i tempi dalla progettazione alla realizzazione siano brevi. Per fortuna anche questo tipo di finanziamenti scadrà nel 2026, abbiamo ancora 2 o 3 anni per poter realizzare, altrimenti i soldi vengono ritirati.